Con il sindaco Giordani abbiamo preso una decisione importante: candideremo Padova a capitale italiana della cultura. Penso che la città se lo meriti, abbia i fondamentali a posto. La bella Padova, culla delle arti, la definiva William Shakespeare nell'incipit della bisbetica domata. Padova meravigliosa con il suo ciclo pittorico del Trecento, patrimonio UNESCO. Padova, città delle scienze con la sua università, la seconda più antica del mondo, dove insegnò Galileo Galilei e si laureò la prima donna nella storia. Tanti ancor di più i presupposti per candidare la città del Santo capitale italiana della cultura per il 2025. Questa è una prima tappa, è una volontà politico-istituzionale, ma riteniamo che il prossimo passo sarà quello di aprire un grande cantiere, che chiameremo Padova Cantiere della Cultura, e al tempo stesso faremo tutta una serie di tavoli tecnici operativi per dare voce alla progettualità delle tantissime associazioni che oggi stanno in modo spesso volontario e informale progettando, sperimentando, innovando. Una decisione che dobbiamo ai cittadini e alle tantissime associazioni culturali, ha spiegato l'assessore Andrea Colasio, dagli affreschi di Giotto al castello Carrarese, dalle rigenerazioni urbane di edifici abbandonati, la città come un cantiere della cultura. Dopo il riconoscimento UNESCO arrivato nel 2021 e un anno da capitale europea del volontariato nel 2020, ora per la città una nuova sfida. Le nostre bellezze meritano di essere viste da tutti. È per questo che noi candidiamo Padova, capitale italiana della cultura.